cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue voci, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dal balcone della sua casa di Milano, il villorbese Tommaso Ebart, oggi direttore di Blomber Milano, suona e canta per i vicini di casa e così in questi giorni di isolamento forzato è la musica ad unire l'Italia da nord a sud con un unico grande flash mob, dall'inno di Mameli al pop ai canti popolari per rompere il silenzio e dimenticare per qualche istante il dramma dell'epidemia. Dalla vetrina chiusa del negozio trevigiano suona e canta anche Francesca Gallo, unica donna a portare avanti l'arte di costruire a mano le fisarmoniche. Mi ha spinta il silenzio che c'è in questi giorni. È un quartiere dove io ho la bottega e dove vivo, che di solito è molto vivo, gente che va, gente che viene, bambini, anziani, così ci si trova, si chiacchiera, invece adesso c'è proprio il vuoto, il silenzio e quindi mi è piaciuta insomma l'idea di far che sia la musica a rompere questo silenzio e quindi dalla porta della bottega ieri sera ho aderito anch'io al flash mob e ho suonato qualche canzone popolare. Tantissimi dei miei clienti mi hanno girato così delle foto di improvvisati concerti ed è stato bello pensare che almeno in questo siamo tutti uniti da nord a sud.